Aperto al traffico il nuovo svincolo di connessione tra l'autostrada A19 Palermo-Catania e la nuova sede della statale 640 Strada degli Scrittori per Caltanissetta ed Agrigento. Oggi sciopero autotrasportatori in Sicilia, esercitazione NATO al largo di Catania. Stretta nel super bonus, allentano le restrizioni Covid, nuove regole reddito cittadinanza. Basket, vince ancora la Fortitudo e tiene saldo il primo posto, calcio seconda vittoria per l'Acragas, volley la SEAP sconfitta a Macerata. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo della strada statale 640. Apre lo svincolo di Caltanissetta, presente il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Giancarlo Cancelleri. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Riaperto oggi lo svincolo di Caltanissetta che dalla A19 immette il traffico sulla strada statale 640 che porta a Caltanissetta ad Agrigento. Quando sono arrivato al Ministro delle Infrastrutture nel 2019 mancavano ancora 27 km, il cantiere era fermo tra ANAS, General Contractor e le imprese. Non c'era praticamente nemmeno la più elementare forma di dialogo e questo è il commento fatto stamani dal sottosegretario Giancarlo Cancellieri ricordando i numerosi nodi sciolti di quest'opera. Il lavoro costante per portare a termine l'iniziativa è sotto gli occhi di tutti, mentre c'era chi minacciava blocchi e rescissioni. L'interesse del governo e di ANAS è stato esclusivamente quello di consegnare l'opera al territorio e mettere fine ai disagi. Con l'apertura dello svincolo in seguito alle demolizioni della vecchia SS 640, dalla A19 fino all'ingresso in città è tutta nuova 640 e i chilometri rimasti sono solo 4, ovvero quelli della galleria di Caltanissetta. Il prossimo 24 febbraio sarà aperto al traffico anche il bypass che eviterà l'interruzione della galleria e che migliorerà anche la viabilità per e da Agrigento, ha concluso il vice ministro Cancelleri. Siamo sull'innesto della 640 con l'autostrada A19. Stamattina apriamo un altro importante pezzo che è praticamente lo svincolo di raccordo fra le due autostrade ed è una cosa molto importante perché finalmente dopo anni di blocco, considerate che a settembre 2019 quando sono arrivato al Ministero delle Infrastrutture in questa strada ne mancavano 27 km da completare. Bene, oggi ne mancano soltanto 4 che sono quelli relativi alla galleria perché stiamo finalmente completando a pezzi di tutte le varie questioni. Il cantiere era morto, l'abbiamo resuscitato, ora se potete vedere quante persone ci sono in questo momento al lavoro, quanti ce ne sono da quella parte e quanti stanno lavorando negli altri vari pezzi del cantiere. E questa è una cosa molto importante perché finalmente abbiamo dato impulso, vigore, ma soprattutto la dimostrazione che se la politica c'è anche l'ANAS, ma soprattutto ci sono i lavori pubblici che si completano. Quindi andiamo avanti così, non me ne frega niente. A quelli che mi dicono lei viene qui a fare le passerelle, io gli rispondo ogni volta non con le parole ma con un metro d'asfalto in più. È il nostro stile, è il nostro modo e sarà sempre questo. I carabinieri della stazione Oreto hanno arrestato 3 giovani di 22, 25 e 30 anni, accusati di un violentissimo pestaggio ai danni di un altro ragazzo avvenuto in via Roma a Palermo. Una pattuglia dei militari ha sorpreso i 3 giovani mentre infierivano sul ragazzo riverso a terra con calci, pugni e una bottiglia di vetro. L'intervento dei carabinieri ha consentito di arrestare uno degli aggressori e di mettere in fuga gli altri 2, scongiurando così gravi conseguenze per la giovane vittima. Le indagini coordinate dalla procura hanno consentito di risalire agli altri 2 complici. Il GIP ha disposto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Analoga misura cautelare è stata applicata in occasione della convalida dell'arresto nei confronti del giovane bloccato la stessa notte. La vittima, trasportata in ospedale a seguito dell'aggressione, ha riportato 10 giorni di prognosi. Dalla mezzanotte è iniziata in Sicilia la protesta degli autotrasportatori contro, dicono, l'indifferenza del governo nazionale sul problema del caro carburanti. Non si blocca il traffico, si svolgono invece dei presidi di sensibilizzazione lungo i più importanti collegamenti stradali dell'isola. Eugenio Cairone.
C'è apprensione in Sicilia per la protesta degli autotrasportatori che hanno dato vita ad un presidio a Catania contro l'aumento del costo del carburante. La protesta è promossa dal sindacato AIAS. Per fortuna, è il caso di dire, l'organizzazione rimane al momento isolata dagli altri sindacati di categoria, ma l'allarme rimane e rimane la preoccupazione dei cittadini che non vogliono ritrovarsi nella morsa dei blocchi stradali con tutte le conseguenze vissute ai tempi dei forconi, quando tutto si fermò. Che gli autotrasportatori abbiano ragione non ci sono dubbi, ma bisogna evitare che la protesta degeneri. Nel 2017 il leader dei forconi, Mariano Ferro, aveva presentato la propria candidatura a presidente della regione siciliana. Noi lo intervistammo ricordando proprio i momenti in cui in Sicilia si creò l'incubo dei blocchi stradali da parte dei camionisti. 4 sommergibili e 11 navi, scatta l'esercitazione NATO al largo della Sicilia. Vediamo. Da oggi 4 marzo al largo delle coste siciliane si svolge la Dynamic Manta 2022, una delle più importanti e complesse esercitazioni antisommergibile della NATO. Viene pianificata annualmente dal 2013 e non è legata all'attuale situazione nell'Europa orientale. Si svolge nel Mediterraneo centrale, lungo le coste orientali della Sicilia. Mira principalmente all'addestramento e alla condotta delle operazioni di difesa antisommergibile. Quest'anno 4 sommergibili provenienti da Francia, Grecia, Italia e Stati Uniti, sotto il controllo del comando sommergibile della NATO, si addestreranno insieme a 11 navi provenienti da Canada, Francia, Grecia, Italia, Spagna, Turchia e Stati Uniti. Partecipano anche 8 velivoli da pattugliamento marittimo e 8 elicotteri sotto il controllo della NATO militare Air Command. Tutto sotto il comando del contrammiraglio Mauro Panebianco, comandante del secondo gruppo navale permanente della NATO. La Marina Militare prende parte all'esercitazione con la fregata Margottini, il sommergibile Salvatore Todaro e gli elicotteri del terzo gruppo elicotteri di base nella stazione elicotteri di Catania. Inoltre l'Italia assicura il supporto logistico della base navale di Augusta e della base aerea dell'Aeronautica Militare di Sigonella a Catania. La Dynamic Manta è una delle esercitazioni di maggior rilievo della NATO, volta a garantire, spiega la Marina Militare, l'interoperabilità costante tra forze aeree di superficie e subacquee nella lotta antisommergibile, mediante la presenza di scenari addestrativi e difficoltà crescente che vanno dalla bassa all'elevata complessità. L'esercitazione permette di istituire un coordinamento delle operazioni tra forze armate appartenenti a paesi diversi e operanti in un contesto multiminaccia. Inoltre permette alla NATO la possibilità di valutare e sviluppare nuove tattiche antisommergibile. Si va verso il ritorno alla normalità, il Covid non fa più troppa paura e ci si avvia cautamente ad uno stop alle restrizioni. Il servizio di Francesco Milano. A 2 anni dal primo caso Covid registrato in Italia, anche in Sicilia la pandemia si sta lentamente ritirando. Nei reparti in terapia intensiva cala la pressione e anche il numero di contagi giorno dopo giorno inizia a scendere. Sono infatti 4.468 i nuovi casi Covid in Sicilia a fronte di quasi 30.000 tamponi processati. Di questi 253 sono nella provincia di Agrigento, dove si è registrata anche una vittima nel comune di Canicattì. La regione, con un tasso di positività che passa dal 14,6 al 15,9%, si conferma dunque terza per numero di infezioni giornaliere, dopo Lazio e Lombardia. In occasione della seconda giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario e del volontariato, tenutasi a Roma domenica 20 febbraio, il ministro della Salute Speranza mette in guardia: non ci sarà un giorno in cui il Covid da un momento all'altro sparirà. Per questo pensare di smantellare tutto l'impianto di regole e restrizioni a partire da una data puntuale, magari il 31 marzo, quando scadrà lo stato d'emergenza, non è la strategia migliore. Anzi, con 60.000 casi al giorno è un errore, e quindi sì, ancora per un po' le mascherine al chiuso, al Green Pass e forse anche alla quarta dose in autunno. Invito tutti a tenere i piedi per terra. Il Covid non prende l'aereo e va via il 31 marzo. Il Green Pass è stato ed è un pezzo fondamentale della nostra strategia e le mascherine al chiuso sono ancora importanti. Tuttavia un ritorno alla normalità è testimoniato dai punti in programma per il mese di marzo. Da giorno 1 aumenterà la capienza per stadi e palazzetti e da giorno 10 si potrà tornare a fare visite ai propri cari ricoverati in ospedale per un massimo di 45 minuti e con Green Pass rafforzato. Il governo pensa inoltre alla quarta dose per tutti dopo l'estate, che partirà comunque dal prossimo mese per immunodepressi, e alla revoca del Green Pass dal mese di aprile per bar e ristoranti all'aperto.
Resterà invece in vigore per mezzi di trasporto e luoghi al chiuso almeno fino al 15 giugno. Stromboli, 29enne napoletano, precipita dal vulcano. Stefano è stato trovato vivo nel dirupo dopo 2 giorni. C'è il servizio. Disavventura a lieto fine per un giovane turista napoletano impegnato in una escursione sul vulcano Stromboli. L'uomo di 29 anni si era perso sull'isola ed è stato trovato domenica mattina dopo 2 giorni di intense ricerche con unità cinofile, droni e un elicottero con termoscanner. Le operazioni sono state attivate dalla prefettura di Messina a seguito della segnalazione effettuata dai carabinieri di Stromboli. I militari informavano che nel tardo pomeriggio dello scorso 18 febbraio del giovane non si avevano notizie da alcune ore. Le intense e complesse attività affidate al coordinamento dei vigili del fuoco in stretto raccordo con il comune di Lipari nell'ambito del piano provinciale di intervento per la ricerca di persone scomparse hanno visto altresì coinvolti i militari dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Corpo Forestale, nonché squadre di volontari del soccorso alpino, con il supporto di guide locali. A partire dal luogo dell'ultimo avvistamento dell'uomo, su un sentiero a quota 300 metri, i soccorritori hanno incessantemente battuto i sentieri e le aree meno accessibili del vulcano, con un importante dispiegamento dei mezzi dei vigili del fuoco, perlustrando circa 25 ettari di territorio. Sono stati altresì organizzati pattugliamenti in mare con motovedette dei militari della Guardia di Finanza e Carabinieri. Alle ore 13 circa di domenica, il giovane è stato ritrovato in stato confusionale in una zona impervia ed è stato tratto in salvo dalle forze dell'ordine, che lo hanno poi accompagnato alla Guardia Medica a Stromboli. Le condizioni fisiche appaiono buone, anche se saranno prudenzialmente condotti ulteriori accertamenti. Grande soddisfazione per il felice esito delle ricerche è stato espresso dal prefetto Cosima Di Stani, al sindaco di Lipari, alle forze dell'ordine ed ai volontari per la sinergia e la tenacia con cui hanno proficuamente collaborato, nonché alla Guardia Costiera ed alla Liberty Lines per il supporto logistico assicurato al personale impegnato nelle ricerche. Novità per quel che riguarda le norme sui bonus edilizi, compreso il super bonus al 100%. Il governo Draghi ha introdotto un decreto ad hoc per regolamentare il mondo dell'edilizia. Si allontana il rischio del blocco dei cantieri, ma tra i provvedimenti antifrode spunta anche il carcere. Vediamo. Critiche a parte in Sicilia, con l'impulso del super bonus 110%, gli investimenti nel settore edile sono cresciuti fino al 98%. La quota derivante dal super bonus è del più 66%. A rilevarlo è l'Osservatorio economico di Confartigianato Sicilia, secondo cui il rapporto dell'attività si è tradotto in una crescita del valore aggiunto del settore pari al 5%. Analogamente si è avuto un effetto volano sull'occupazione nel comparto, che nel trimestre giugno-agosto del 2021 è salita di circa 10.000 unità. Altrettante unità dovrebbero essere assunte entro il prossimo mese di aprile, una volta superato il blocco di gennaio per le restrizioni antitruffa. Infatti, grazie al decreto approvato lo scorso venerdì dal governo nazionale, che sblocca di fatto l'operatività della misura, il trend di crescita dei nuovi cantieri potrà riprendere. Era stato costantemente in accelerazione nel secondo semestre dello scorso anno. Gli investimenti ammessi a credito fiscale nell'isola, registra ancora l'Osservatorio di Confartigianato, sono stati per 268 milioni ad agosto del 2021, 389 milioni ad ottobre, 529 milioni a dicembre, più 182% su novembre. A gennaio la battuta d'arresto con 307 milioni, meno 42%, e la preoccupazione che era stata espressa da Confartigianato regionale di 9.000 posti di lavoro a rischio a causa del blocco dei cantieri in corso e nuovi, rischio che per fortuna ora dovrebbe essere del tutto scongiurato. A Porto Empedocle multe per pesca abusiva di Nomellave. Tutto il pesce sequestrato è stato donato ai poveri. Arturo Cantella. La Capitaneria della Guardia Costiera di Porto Empedocle ha condotto una costante attività di monitoraggio del litorale costiero ai fini di porre in essere un'azione di contrasto alla pesca abusiva del novellame di Sarda, meglio conosciuto come bianchetto,
Grazie quindi al senso civico dei cittadini che hanno fornito utili segnalazioni alla sala operativa della Guardia Costiera di Porto Empedocle, è stato possibile disporre l'uscita di una motovedetta e di un gommone, di una pattuglia a terra. Quindi in occasione di un intervento sono stati intercettati 3 natanti, uno dei quali aveva a bordo prodotto ittico e attrezzi vietati, il cosiddetto sciabicone. A carico del pescatore abusivo è stata elevata una sanzione di euro 2.200 per detenzione e uso di reti e attrezzi vietati. Ai conduttori degli altri 2 barche sono stati elevati differenti verbali amministrativi per mancanza dei prescritti documenti di bordo e detenzione di attrezzi da pesca non consentiti, con importi varianti da 1.000 a 130 euro. Un successo intervento nello stesso tratto di mare ha permesso l'intercettazione di un altro natante dal diporto con un uomo intento a esercitare la pesca professionale senza dovuta licenza. Il pescato rinvenuto a bordo è stato quindi sequestrato unitamente alle reti. Al pescatore abusivo è stata elevata una sanzione di 1.000 euro per detenzione e uso in reti attrezzi professionali senza licenza. Quindi in corso di quest'ultimo fine settimana è stato operato un ulteriore intervento in collaborazione col dipendente ufficio di Sciacca e grazie all'impiego di un drone è stato possibile registrare un'attività di pesca illecita prima ancora che il trasgressore, avvisato dall'arrivo della motovedetta, provasse a darsi fuga abbandonando il costoso attrezzo in mare con la speranza di recuperarlo in un secondo momento. Nell'occasione l'attrezzo del valore di alcune migliaia di euro è stato sottratto definitivamente all'impiego illecito e il pescatore, in questo caso professionale, è stato sanzionato con l'elevazione di 3 contestazioni per un totale di 4.308 euro. Tutto il pescato posto sotto sequestro nel corso delle operazioni giudicato idoneo all'ispezione sanitaria è stato devoluto in beneficenza a enti caritatevoli. La Guardia Costiera quindi fa appello a tutti i cittadini a segnalare comportamenti illeciti dei quali sono testimoni nell'ambito della pesca abusiva al fine di contribuire a rendere sempre più efficace e pronta l'azione di intervento a tutela delle risorse del nostro prezioso ambiente marino. Concorso alla Regione, oltre 146.000 domande per 1.170 posti, boom di richieste per il Corpo Forestale, 21.000 candidati per 56 assunzioni. Vediamo. Mancano 4 giorni alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande e intanto sono già 146.742 le istanze pervenute alla Regione per la partecipazione ai concorsi, con 1.170 posti disponibili. Si tratta di 537 assunzioni nei centri per l'impiego categoria D e altri 487 categoria C, 100 posti per il ricambio generazionale nell'amministrazione regionale e 46 agenti del Corpo Forestale. Per il solo Corpo Forestale le domande al momento giunte alla Regione sono 21.421. Intanto è stato presentato al TAR il maxi ricorso contro l'annullamento del concorso indetto da ARPA Sicilia. La FIALS, tramite l'avvocato Francesco Russo Bavissotto, ha chiesto assieme a 82 concorrenti di revocare il provvedimento con il quale era stata annullata la procedura per reclutare 57 dipendenti indispensabili, a dire dell'azienda, per garantire le attività istituzionali di ARPA, una selezione che aveva visto la partecipazione di circa 14.000 persone in cerca di un posto di lavoro. L'azienda, per giustificare il provvedimento di annullamento, aveva sostenuto che dalla preselezione bisognava esonerare i dipendenti interni, ritenendoli già ammessi al concorso. Secondo la FIALS, però, il provvedimento di annullamento appare illegittimo e contrario ai principi dell'interesse pubblico, alla copertura dei posti vacanti. Una mozione di sfiducia al governatore Nello Musumeci è stata depositata all'ARS dal deputato Danilo Lo Giudice del Movimento Sicilia Vera, che fa capo a Cateno De Luca. Vediamo. Ma chi gliel'ha fatta fare? Me l'ha fatta fare la mia città, perché vi posso garantire che fare il direttore generale del comune di Messina in questa situazione non dico che è più complicato di fare il sindaco, ma ce la giochiamo, quindi sicuramente continuare il lavoro che è stato fatto e portare avanti i risultati che si sono incominciati a vedere è stata la molla che mi ha fatto dire sì al sindaco. Andiamo avanti, è il motto vero di questa campagna elettorale. Molti ritengono che la sua sia una candidatura di bandiera, una candidatura civetta, che comunque Cateno De Luca continuerà a gestire questa città e lo farà tramite la sua figura.
Ma io sono non convinto, sono certo che chi pensa questo non conosce fino in fondo Cateno De Luca. L'ho detto prima in 2 battute e lo dico, la mia autonomia nella gestione di alcune problematiche che abbiamo avuto in questi anni è emersa nei fatti e quindi vi posso garantire che la battuta carne e ossa è vera, il sindaco sono io e Cateno De Luca è giusto che dia quel supporto che ha dato fino ad ora per continuare un progetto che ha avviato. Da un ruolo tecnico alla massima consacrazione di quello che potrebbe essere il ruolo più politico per una città, il sindaco, quanto ci sarà di tecnico e quanto di politico in Federico Basile in questa campagna elettorale e poi eventualmente se i cittadini vorranno da sindaco? Facciamo intanto un 50-50, così non mi sminuisco nel ruolo di tecnico che mi è stato, diciamo così, affibbiato in questi anni e che è giusto che sia così. 50-50 perché è la giusta misura tra quello che è necessario fare all'interno del palazzo e quello che è necessario comunicare fuori dal palazzo, perché la gente deve comprendere, come sta comprendendo e come ha compreso in questi anni, che quello che c'è dietro un'opera, un'azione, un lavoro ha necessità di una serie di azioni complicate e complesse. Potrei farvi poi degli esempi, ma non è questo il caso. Federico Basile ha detto che c'è adesso l'oltre De Luca, dovrebbe essere lei l'oltre De Luca, ma quanto è complicato andare oltre Cateno De Luca, al di là dei progetti, di tutto quello che sarà un percorso anche condiviso, la squadra, andare proprio oltre Cateno De Luca, è una sfida. È una sfida che ho accettato e che porterò avanti perché non è un problema di superare o staccarsi rispetto a un modello, è un problema di evoluzione rispetto a un contenuto che c'è e che deve essere modulato in un momento diverso che la città sta vivendo. Insomma, lei è pronta a dialogare anche con gli asini volanti? Io ho sempre stato pronto a dialogare con tutti e mi auguro che alla fine di questa esperienza e con questa vittoria ci sia un consiglio comunale diverso e che si possa creare un sistema, diciamo così, di dialogo non solo con il Consiglio Comunale, se faceva riferimento a loro, io questo non l'ho capito nella battuta. Li definisce così, li ha sempre definiti Cateno De Luca, asini volanti? Ma con tutta, diciamo, la rete diciamo, della città. Il 70% di chi ha iniziato a percepire il reddito o la pensione di cittadinanza tra aprile e giugno 2019 lo aveva ancora nell'ultimo semestre del 2021 e quanto emerge da una nuova analisi dell'INPS che sottolinea alcune criticità di questa misura. A partire da gennaio chi sta percependo il reddito di cittadinanza deve avvisare l'INPS se ha intenzione di iniziare ad avviare un'attività di lavoro e se non si rispetta il termine si perde il diritto al sussidio. I dettagli nel servizio. Dopo 3 anni il responso sull'utilità e il valore del reddito di cittadinanza è chiaro. Se l'assegno è stato un fondamentale supporto contro la povertà amplificata dalla pandemia da Covid-19 e ha dunque raggiunto il primo obiettivo dichiarato da chi lo ha fortemente voluto, così non è stato per il secondo obiettivo. Il lavoro da offrire a chi percepiva lo strumento di sostegno non è arrivato, oppure è stato gentilmente rifiutato, visto che la possibilità di rinviare al mittente la proposta di un impiego era ampiamente prevista, o anche di accettare un incarico in nero pur di non perdere le somme assicurate. Insomma, la tanto chiacchierata e speculata misura statale ha rivelato la stessa natura del giano bifronte, 2 facce che non si guardano per niente, utile a chi soffre, assolutamente inefficace come strumento di qualificazione professionale. Una considerazione dolce e amara che arriva dal rapporto dell'INPS che ha analizzato i primi 3 anni dell'assegno sociale. A percepirlo anche nella versione della pensione di cittadinanza sono stati 2 milioni di nuclei familiari per un totale di 4,65 milioni di persone. A questa platea lo Stato ha messo in tasca una cifra complessiva di quasi 20 miliardi di euro, per l'esattezza 19,83. Il lungo report dell'Istituto di Previdenza è basato sui dati raccolti da aprile 2019 a dicembre 2021, ossia un arco temporale di 33 mesi. Il 70% di quanti
hanno iniziato a percepire il beneficio tra aprile e giugno del 2019, lo aveva ancora nell'ultimo semestre del 2021, solo 3 su 10 hanno probabilmente trovato un lavoro. Insomma, la grande rivoluzione dell'occupazione, nella quale tante speranze erano riposte, è rimasta incompiuta. La rete dei centri dell'impiego, il formidabile esercito dei navigator addestrati a consigliare, formare e indirizzare gli aspiranti occupati verso impieghi stabili e remunerati, si è rivelato un grande bluff, confermando quanto gli economisti spiegano da anni dalle cattedre universitarie, cioè che l'occupazione nelle economie di mercato non si crea per legge o per decreto, ma con una parola magica che nel nostro paese finora e ancora fino a quando il tesoro del PNRR non sarà definitivamente speso, nessuno ha mai realmente utilizzato, cioè con gli investimenti pubblici e privati che siano unica forza generatrice di posti sani. Un grande fallimento dunque quello del reddito di cittadinanza, ma solo dal lato del lavoro la funzione di supporto è stata comunque esemplare. Ai nuclei in difficoltà perenne, a chi il lavoro lo ha perso durante la pandemia, i soldi per vivere sono comunque arrivati e hanno garantito una esistenza dignitosa. L'importo medio erogato è stato infatti di 546 euro, segno che il disagio colpisce davvero tutte le categorie e tutte le età. Tra le persone che hanno beneficiato della prestazione nei 33 mesi presi in esame ci sono infatti neonati e centenari, componenti di famiglie numerose, persone che vivono da sole, chi ne ha beneficiato per un solo mese e chi per oltre 2 anni, studenti, lavoratori, titolari di pensione, inattivi, persone che nel frattempo sono decedute. Un insieme vasto, articolato, eterogeneo, accomunato dall'assenza o dalla carenza di reddito familiare, ammirevole e apprezzabile se letta in chiave solidaristica, ma nessuno si azzarda a dire che serviva comunque a creare lavoro. Tra i referendum promossi o bocciati dalla Corte Costituzionale nei giorni scorsi spiccava proprio un'assenza, quella del quesito per cancellare il suddetto reddito. Matteo Renzi l'estate scorsa l'aveva annunciato con la consueta sicurezza, addirittura sventolando il testo della domanda di fronte ai ragazzi della scuola di formazione politica di Italia Viva. Eppure oggi la petizione non compare neppure più in home page, ma i deficit del reddito di cittadinanza sono chiari e noti anche alla Caritas, che li rese noti tempo addietro. L'INPS inoltre ha messo in evidenza come su 100 soggetti beneficiari del suddetto reddito, quelli teoricamente occupabili sono poco meno di 60. Di questi 15 non sono mai stati occupati, 25 lo sono stati in passato e meno di 20 sono pronti per entrare nel mondo lavorativo, con tassi di scolarizzazione che nel 70% dei casi non vanno oltre la terza media. Inoltre, a proposito della distribuzione dei beneficiari per 2/3 residenti al sud e nelle isole, ancora l'INPS sottolinea che lo squilibrio è anche spiegato da indicatori di disagio economico locale come l'alto tasso di disoccupazione, il basso livello di istruzione e la mancanza di servizi adeguati. Fiocco azzurro per l'empedoclina Clizia Incorvai e Paolo Ciavarro, che sono diventati genitori di un maschietto. La coppia ha dato l'annuncio via social con un tenero post e una foto che li ritrae insieme al piccolo neonato. Benvenuto al mondo Gabriele Ciavarro, ha scritto lei, che è già mamma di Nina, nata dalla precedente relazione con Francesco Sarcina. Gli ex concorrenti del Grande Fratello VIP sono stati di recente gli ospiti speciali proprio durante una delle ultime puntate del talent condotto da Alfonso Signorini. Hanno potuto celebrare lì l'amore da sogno nato proprio nella casa del Grande Fratello 2 anni fa. Clizia ha anche mostrato il suo pancione a pochi giorni dal parto. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Inaugurato il parco giochi inclusivo di Fontanelle ad Agrigento. Eugenio Cairone. Dal sogno alla piacevole realtà. A Fontanelle, il parco giochi L'Isola dell'Allegria in via Alessio Di Giovanni senza dubbio è il fiore all'occhiello del quartiere, grazie soprattutto al comitato Fontanelle Insieme. E adesso, come annunciato, arriverà la videosorveglianza per garantire la struttura. Sindaco, oggi a Fontanelle si inaugura un fiore all'occhiello voluto dai cittadini, dal comitato Fontanelle Insieme. Il Comune adesso dovrà fare la sua grande parte. Sì, oggi si inaugura quest'angolo qui a Fontanelle, questa è l'espressione e la prova che c'è una gran parte di cittadini che amano la propria città, si sono impegnati e a spese proprie anche con la sponsorizzazione del Rotary, che io ringrazio. Ora il Comune deve fare la sua parte, principalmente
e con la pulizia ma anche con la videosorveglianza. Abbiamo messo in essere già gli atti per poter acquistare un cospicuo numero di telecamere che verranno sparse in tutto il territorio di Agrigento, quindi anche in questo quartiere, e vediamo a breve di raccoglierne frutti. Ecco, appunto, si parlava di videosorveglianza anche con l'assessore Vullo, perché bisogna creare dei deterrenti per questi balordi che girano. Sì, avete detto bene, bisogna creare dei deterrenti perché bisogna prima di tutto amare la propria città. Naturalmente per quelli che non lo fanno, prima o poi penso che riusciremo a trovarne i mezzi proprio grazie alla videosorveglianza e a debellare, speriamo anche in parte, questo fenomeno. Anche perché c'è un problema di sicurezza, lo saprà. Sicuramente, certo, c'è un problema di sicurezza. Il quartiere però vedo che è demograficamente denso, però vedo che è abitato da gente per bene e che ama la propria città. Mototerapia, importante presenza la tua, Rosario. Importantissima presenza oggi qua all'inaugurazione del nuovo parco inclusivo a Fontanelle. Oggi i ragazzi hanno fatto un lavoro eccezionale e siamo qui a testimonianza che l'inclusione è fondamentale. Oggi è fondamentale, lo gridiamo. Quest'unione tra diversità e normalità, non ci deve essere diversità, siamo tutti uguali, qualsiasi persona ha una diversità rispetto a un'altra. Noi lo dimostreremo oggi con i bambini, che è la miglior cosa che ci possa essere. I bambini non vedono la diversità, vedono il gioco, vedono l'amore. È un collante, questo collante lo vogliamo allargare a macchia d'olio in tutta la provincia, in tutta la regione. Dal premio Montalbano alla giornata di oggi, un grande esempio per i giovani. Sì, oggi siamo qua tutti insieme nuovamente, in questa giornata, mettiamola così, di allegria, mischiata un po' con il carnevale. Non vediamo l'ora di iniziare, siamo molto felici di essere qua con voi. La voglia di Fontanelle di cambiare pagina con questa inaugurazione di questa mattina, ma c'è tanto da fare a Fontanelle. I progetti del comune, si potrebbe parlare anche di videosorveglianza per tutelare questo bene? Ma questo intanto è il frutto della sinergia legata soprattutto che parte da quello che è il territorio, quello che è la presenza di chi vive il quartiere e che con molto spirito di sacrificio cerca di metterci la faccia quotidianamente, a prescindere da quelle che possono essere le iniziative dell'amministrazione. Ecco, l'amministrazione è vicina a questo tipo di cose, a questo tipo di momenti, ma questi momenti nascono e vivono solo perché c'è la volontà di chi vive il quartiere, altrimenti ciò non potrebbe essere possibile. E quindi il ringraziamento assoluto a chi, come ad esempio il comitato di quartiere, la parrocchia, è sempre presente e cerca di essere da pungolo alle attività dell'amministrazione. Amministrazione comunale che, per quanto riguarda le attività del quartiere, già in passato, nel recente passato, abbiamo dimostrato la nostra vicinanza rispetto ad alcune iniziative, vedi la villetta Livatino, vedi l'albero della legalità di Falcone, ma non basta, dobbiamo ancora continuare. Quando lei parla di videosorveglianza, qui l'amministrazione deve essere presente attraverso le attività amministrative e la ricerca delle risorse che possono diventare momento anche, diciamo così, di cura di quelle che sono poi le cose belle che vengono fatte, perché se non c'è l'attenzione e lasciamo tutto al libero arbitrio di quella che potrebbe essere, come dire, l'attività di vandalismo, tutto ciò potrebbe svanire. Allora l'attenzione deve continuare ad esserci e di questo io sono grato ai cittadini, soprattutto di Fontanelle, che in questi anni, grazie alla sinergia, ripeto, con il comitato di quartiere, con la parrocchia e con le istituzioni presenti sul territorio come la scuola, hanno messo in campo un principio sano, la voglia di fare insieme. Tutto ciò può avvenire insieme solo se si legano queste istituzioni. L'amministrazione comunale c'è, io in qualità di assessore quartiere sono molto vicino a... Onorevole Di Caro, oggi a Fontanelle è festa per i bambini e anche per i grandi, ma bisogna fare tanto ancora per il quartiere. Si è parlato di videosorveglianza, vogliamo rafforzare questo impegno? Sì, innanzitutto oggi è una gran bella giornata, un esempio dal basso di cittadini che hanno istituito un comitato di quartiere
si sono tassati, hanno chiesto il contributo delle associazioni, abbiamo contribuito anche noi come Movimento 5 Stelle e hanno restituito alla città questo parco giochi inclusivo, un esempio di bellezza, qualcosa che dobbiamo restituire davvero ai bambini provati da 2 anni di pandemia che li ha visti chiusi in casa, ora finalmente hanno la possibilità di uscire e di utilizzare questo parco giochi. Giustamente dicevi, va sorvegliato, va curato, va custodito. Facciamo questa osservazione. Un'altra cosa che dobbiamo fare è installare una videocamera di sorveglianza in questo palo della pubblica illuminazione, così magari chi ha intenzione di danneggiare questo spettacolo di parco inclusivo ci pensa 2 volte perché è sorvegliato dai vigili urbani e dall'amministrazione comunale. Bisogna frenare i balordi e i delinquenti. Certo, perché ci sono sempre, è inutile negarlo. È arrivato il fatidico giorno, gioia dei bambini, gioia anche dei grandi, è una festa che deve continuare perché il quartiere vuole voltare pagina. Siamo riusciti a raccogliere questa sfida come comitato, un sogno che si realizza, anche perché la crescita del territorio parte anche da questo tipo di iniziativa. Il grazie va agli abitanti che ci hanno sostenuto e ci hanno sopportato, a tutti gli imprenditori, le associazioni territoriali e le realtà del nostro territorio che hanno risposto con grande entusiasmo e disponibilità condividendo l'iniziativa. Oggi l'isola dell'Allegria, uno spazio giochi realizzato, ha un grande valore simbolico perché donare uno spazio in cui i bambini possono giocare in libertà significa investire sul futuro della nostra comunità, sul bene più prezioso che sono i nostri bambini. E il gioco è il primo contesto sociale dove un bambino può sentire di appartenere ad una collettività e lo fa giocando insieme con gli altri, accogliendone le diversità. Con il sindaco e l'assessore Vullo abbiamo parlato di videosorveglianza, a quanto pare ci sono buone speranze. Abbiamo la scorsa settimana avuto un proficuo incontro con il prefetto e anche con la presenza del sindaco e quindi dell'amministrazione. Campionato di basket, Serie B, prosegue inarrestabile la marcia con 16 vittorie consecutive della Fortitudo Moncada Agrigento. Ha vinto in trasferta a Salerno 80-74 con la sconfitta di Bisceglie in campo della Viola Reggio Calabria. La Fortitudo è avanti in classifica con un vantaggio di 6 punti e un match da recuperare contro la Virtus Ragusa. Domenica prossima, 27 febbraio, la Fortitudo giocherà in casa a Porto Empedocle al Palamoncada contro Monopoli. Calcio eccellenza, l'Acragas conquista la seconda vittoria di fila allo Stadio Seneto di Agrigento. I biancazzurri rifilano 3 reti al Monreale. Carmelo Lentini. Seconda vittoria consecutiva per l'Acragas di Nicolò Terranova, che non ha avuto grosse difficoltà ad avere la meglio di un giovane e volenteroso Monreale. Inizio tambureggiante dei biancazzurri che dopo appena 20 secondi vanno in rete con Finessi pronto a guadagnare da strada verso la porta avversaria e quindi ad insaccare. Tutto facile, anche perché la compagine monrealese ha avuto parecchia difficoltà a organizzarsi per bene ed è così che al quarto arriva il bis del difensore Túnez, bravo a ribattere in fondo al sacco del portiere Ingrassia. La gara è in mano a Cragantina e si sfora più volte il triste. È questione di tempo e alla mezz'ora e centra nuovamente la porta ospite. È il 29esimo calcio di punizione dal limite e secco tiro all'incrocio dei pali del giovane Bellanca. Ed è con il risultato di 3-0 che si va al riposo. Nel secondo tempo solita girandola di sostituzioni con l'Acragas che sembra essere appagata dell'obiettivo raggiunto. Più volte si sfiora la quarta marcatura, ma alla fine il risultato non cambia. Ma va bene così. E domenica prossima derby esterno con il Casteltermine. Dunque è andata via anche la 21esima giornata, che conferma la superiorità del Canicattì, sempre più da solo in vetta alla classifica e destinata a tagliare il traguardo della D. Si fa sempre più accesa invece la corsa per la seconda poltrona, sempre in mano al Don Carlo Misilmere. Quindi oggi che è stato fermato in casa da un irriducibile Pro Favara, che riprende la partita grazie al gol del solito Giuffrida a pochi minuti dal triplice fischio finale.
In promozione missione compiuta per il Raffadali di Giovanni Falsone, che espugna il campo della diretta avversaria all'Ascari Cefalù e si posiziona al secondo posto in classifica generale. Gran bella partita della compagine raffadalese che grazie alle reti di Ippolito ed Issa conquistano 3 punti importanti e si pone all'inseguimento del Casteldaccia, attuale seconda forza del campionato. Va male invece al Camarati, piegato in casa dallo stesso vicecapolista Casteldaccia, con il più classico dei risultati. Fortunatamente chi sta sotto continua a perdere, per cui la classifica pone la compagine di Nino Bellomo al terzultimo posto, a 2 lunghezze dal quarto. Prodezza esterna invece dell'Embeloclina che passa a San Cataldo con il più classico dei risultati, stiamo parlando del campionato di prima categoria, e anche grazie ad una condotta di gara esemplare di Lopresti e Pagano le reti della Vittoria Granata. Finisce a reti bianche il match clou della giornata tra la vice capolista Gemini e il capolista Aspra. Ne è venuta fuori una partita molto equilibrata che ha registrato qualche occasione per parte. Ritorno alla vittoria dell'Atletico Favara che si aggiudica il derby con i cugini del Ravanusa. Le reti favaresi portano la firma di Maglio, Ferrara e Bonafino. Mister, seconda vittoria consecutiva da parte dell'Agragas. Come ha visto oggi la sua squadra? Più che seconda vittoria, seconda prestazione diciamo più che sufficiente. Oggi onestamente ho visto qualcosa di positivo soprattutto nella prima frazione. Ho visto una squadra molto più mobile, una squadra, come ho detto dopo il pareggio di Marsala, oggi l'ho vista libera nella mente, quindi quando si è liberi nella mente si fanno le cose più semplici. Oggi siamo stati bravi ad approcciare bene la gara, l'abbiamo sbloccata subito e poi siamo stati pure bravi a gestirla. Cosa si aspetta ancora dall'Agragas? Mi aspetto che il cambio di mentalità che c'è stato in questi 3-4 giorni continui ad essere sempre così. Chiaramente dobbiamo migliorare sotto l'aspetto del gioco, anche perché abbiamo le possibilità, le qualità tecniche per farlo. E poi penso che dobbiamo essere bravi a guardare noi stessi e noi gli altri. Nonostante i punti di differenza dalle prime squadre, secondo lei c'è ancora possibilità di vincere il campionato? Noi siamo spettatori, il nostro obbligo è quello di provare a vincerle tutte, poi alla fine tireremo le somme. Sì, come dicevo un suo collega, oggi ho visto una squadra libera nella mente. Abbiamo messo in atto tutto quello che abbiamo provato in questi pochi giorni, anche se onestamente 7-8 ragazzi sono stati male col virus intestinale, quindi abbiamo superato anche questa che era una prova importante. Poi devo uscire un po' fuori dalle righe, devo fare gli auguri al Presidente, dedichiamo questa vittoria al Presidente, un Presidente che non ci fa mancare niente, a noi dello staff e alla squadra. Cosa le è più piaciuto di questa partita, al di là della vittoria? Al di là della vittoria l'atteggiamento è stato completamente diverso, anche rispetto alla partita di mercoledì dove siamo stati più propositivi nonostante il campo. Quindi il campo era lo stesso di quello di una settimana fa, quindi come ho detto dopo la partita di Marsala, tutto dipende dal pensiero e dalla mente libera. Oggi siamo stati più tranquilli, più sereni, abbiamo incamerato i 3 punti e abbiamo dimostrato a noi stessi, prima a noi stessi, che le qualità ci sono. L'unica medicina che conosco per migliorare ancora è il campo e sono gli allenamenti. Avrà a disposizione ancora una settimana di lavoro, quindi la possibilità di conoscere meglio, plasmare meglio questa squadra secondo insomma, le sue idee. Cosa vorrà vedere in quest'altra settimana? Voglio vedere la concentrazione che ho visto negli ultimi giorni di allenamento, perché poi come concetto penso che l'allenamento è partita, tutto ciò che fai in allenamento ti riporti in partita. Se dai 60 in allenamento darai 61 in partita, se dai 100 in allenamento darai 101, quindi dobbiamo lavorare sotto questo punto di vista. Un'altra vittoria che finalmente rilancia la squadra. Oggi abbiamo assistito ad un tuo Eurogol sul calcio di punizione. Com'è stata la tua prestazione? La prestazione è stata positiva, come è stata positiva la prestazione di tutta la squadra. Abbiamo cercato di dare il massimo per
riprenderci un attimino da questo periodo duro e mercoledì oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra solida e che lotta per andarsi a prendere quello che ci spetta. Secondo te l'Akragas è uscita dalla crisi? Sì, siamo usciti perché ci impegniamo, lavoriamo sul campo molto e i risultati ci stanno dando le soddisfazioni che meritiamo. La SEAP dall'Icardillo Aragona perde nettamente la sfida in trasferta contro il Macerata, una delle squadre più forti del campionato di Serie A2 Girone A. Il match è terminato 3-0. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.